Al via la seconda edizione del progetto Occio al Passo voluto dall'assessorato coesione sociale del Comune di Venezia per aiutare i giovani che per un motivo o per l'altro hanno abbandonato la scuola, promuovendo per loro percorsi di crescita ad hoc. Un servizio nuovo, innovativo per riuscire a intercettarli, individuarli, parlare con le loro famiglie e provare ad affiancare questi ragazzi in un percorso che può sfociare o in un rientro a scuola o dall'altra parte può anche sfociare in un percorso di inserimento lavorativo con un tirocinio e poi con un'assunzione. Nella prima edizione sono stati 130 i ragazzi che hanno avuto accesso al progetto e 112 hanno seguito un percorso personalizzato di accompagnamento e orientamento al mercato formativo o del lavoro e il 50% dei ragazzi si presentava con difficoltà e disagi di vario tipo, da quelli personali a quelli relazionali. Con loro ha fatto un percorso insieme alle due cooperative che ci affiancano, Coges e Sumo, di affiancamento e accompagnamento. Ecco, molti di questi giovani poi hanno trovato un percorso lavorativo proprio o dall'altra parte sono rientrati a scuola e quindi hanno concluso un percorso formativo importante poi per avere un titolo in tasca. Le attività proposte sono costruite appositamente per rispondere ai bisogni specifici dei giovani tra i 16 e i 22 anni. È un progetto flessibile, capace di dare sostegno a esigenze e aspirazioni anche molto diverse tra loro. Ogni ragazzo infatti può approfondire, insieme ad un operatore specializzato, le tematiche preferite e verso cui è più portato. Il progetto coinvolgerà 60 giovani tra i 16 e i 22 anni. Dovranno avere la residenza o il domicilio nel Comune di Venezia.